ha avuto grandissimo successo perché era la scrittrice più venduta dell'epoca ed era molto seguita dai lettori. Era pubblicata dal più grande editore italiano, che era Treves, che era anche l'editore di Pirandello, ed era talmente potente e prestigiosa la sua presenza nella casa editrice che Treves non ha pubblicato un libro di Pirandello intitolato Suo marito. Lo ha dovuto pubblicare anni dopo da un'altra casa editrice piccola di Firenze, Suo marito, dedicato non a caso a Grazia Deledda con un altro nome. La scrittrice, la protagonista, è una scrittrice che ha un marito che si occupa degli aspetti, diciamo così, oggi si direbbe che gli fa da agente letterario. Ecco, Pirandello si scandalizzava di questo, mentre Grazia Deledda e il marito erano all'avanguardia, perché oggi un autore per andare avanti ha bisogno di un agente letterario. Penso che da parte di Pirandello ci sia stata parecchia invidia, perché lei vendeva molto più di lui. E poi la cosa strana è che in effetti era Pirandello che aveva dei gravi problemi familiari, perché era Pirandello che aveva una moglie malata che poi era stata ricoverata in una clinica psichiatrica da cui non è più uscita in vita sua, quindi era lui che era rimasto da solo con i bambini a sopperire alla mancanza della madre nella sua famiglia.